Zaia e il vaccino. Da una parte la bufala. Certo che non l'ho fatto, ma neanche l'assessore Lanzarin l'ha fatto, ma per scelta. Dall'altra la verità. Certo che non l'ho fatto, ma neanche l'assessore Lanzarin l'ha fatto, ma per scelta. Ma non perché siamo dei cacca sotto, perché eticamente penso che prima lo debba fare una persona che ha 80 anni, 70 anni e dopodiché si passa a noi. La differenza sta in un taglio, una frase sospesa ad arte per stravolgere il senso del discorso. Fenomenologia di una fake news che gira da mesi nel mare magnum senza controllo del web, ma sempre riproposta per far abboccare chi ancora ci casca e a quanto pare non sono pochi. L'esca è questa. Noi non è che predichiamo dei vaccini e qualcuno dice voglio vedere il libretto vaccinale di Zaia perché predica dei vaccini, sono sicuro che lui non l'ha fatto. Certo che non l'ho fatto, ma neanche l'assessore Lanzarin l'ha fatto, ma per scelta. In questo video Luca Zaia si ferma qui, non mi vaccino, una scelta in evidente contrasto con il monito costante ai veneti, vaccinarsi per combattere il Covid. Insomma, sembra incoerenza smascherata. Appunto, sembra, perché c'è un dettaglio non di poco conto. Questo video non è completo. Per capirlo basta vedere e sentire integralmente quanto detto dal governatore in sala stampa a Marghera. E l'altro elemento cruciale è la data, omissione dei professionisti della bufala. Le immagini risalgono infatti ai primi mesi del 2021, la campagna vaccinale era partita da poco, si stava programmando a livello nazionale le priorità per le fasce d'età. Ecco cosa diceva realmente Zaia quel giorno. Noi non è che predichiamo dei vaccini e qualcuno dice voglio vedere il libretto vaccinale di Zaia perché predica dei vaccini, sono sicuro che lui non l'ha fatto. Certo che non l'ho fatto, ma neanche l'assessore Lanzarin l'ha fatto, ma per scelta. Ma non perché siamo dei cacca sotto, perché eticamente penso che prima lo debba fare una persona che ha 80 anni, 70 anni e dopodiché si passa a noi. Però se qualcuno vuole fare una chiamata di popolo e garantircelo subito, beh, se il popolo decide noi ce lo facciamo. Però io lo trovo poco corretto nei confronti di quei pensionati che ci stanno chiedendo tutti i giorni di avere il vaccino. Poi quando sarà la nostra ora lo faremo pubblicamente. Tant'è vero che nel pomeriggio del 12 maggio, secondo la fascia d'età corrispondente, il governatore si reca al punto vaccinale di Godega Sant'Urbano per la somministrazione della prima dose di Pfizer, ampiamente documentato dalle telecamere. Ecco dunque la ricetta di una fake news, tagliare dove fa più comodo per accalappiare chi non si prende la briga di controllare la fonte di quanto viene dimostrato. Un video peraltro già stigmatizzato da tempo dallo stesso Zaia eppure nuovamente virale, tanto da provocare una nuova fiammata di indignazione pilotata in queste settimane. Pilotata, sì, e paradossalmente la stessa accusa che viene rivolta da Novax e No Green Pass ai giornalisti, la censura, qui è messa in moto da chi si professa paladino di libertà. Ma è quando si priva volutamente il cittadino della verità che nasce la dittatura, non di Stato, la dittatura del web.